Ti chiederei invece, visto che almeno analizzo questa problematica dal punto di vista delle arti marziali, cioè del chi comunque sa come essere aggrediti. Io ricordo quando ero all'inizio del mio percorso marziale, mi veniva spontaneo girarmi, dare la schiena, e mi prendevo tante di quelle mazzate nella schiena e nella nuca che poi ho smesso. Quindi certe dinamiche che vediamo nel quotidiano, come dire, la freddezza che ti danno a volte le arti marziali nel vedere o anche nel reagire in alcune situazioni. Mi ricordo quando, ad esempio, stava per soffocare mia madre, a me è venuto spontaneo fare la manovra di Heimlich, che non sapevo neanche come accidenti si facesse. Io non so se sia dovuto alle arti marziali, non ne ho idea, però ho notato che questa cosa mi è capitata in più volte di essere lucido quando altri intorno a me invece si bloccavano.